Batto insieme a mio marito contro muri di cemento. Sono le parole di Genzianella, la mamma della giovane Samantha Dinca che da mesi giace in stato vegetativo in un letto del reparto di cardiologia dell'ospedale di Feltre. Ora, nonostante il rifiuto all'accanimento terapeutico da sempre espresso dalla ragazza, ma solo a voce e dai genitori, il comitato etico ha disposto un nuovo percorso riabilitativo a Vipiteno e la ragazza è stata trasferita. Anche per Samantha il rischio è di un nuovo caso Englaro e così da oggi la battaglia del comitato per il referendum sull'eutanasia legale si fa ancora più forte. La Corte Costituzionale ha chiesto al Parlamento di fare una legge, il Parlamento non vuole farla e quindi non resta che intervenire sull'articolo 579 del Codice Penale. Un articolo che oggi nega ai malati terminali la possibilità di essere accompagnati alla fine della vita e condanna il carcere chi li aiuta a farlo. Il Comitato Trevigiano ha annunciato una manifestazione nazionale, banchetti al mercato e nelle piazze per raccogliere firme fino a settembre. Vediamo anche oggi con l'intervento della Chiesa sul disegno di legge Zan si toccano molte sensibilità. È anche vero però che bisogna prendere atto che i cittadini ormai hanno maturato una chiarissima consapevolezza sul fatto che bisogna essere liberi anche di morire con dignità. Del resto l'eutanasia di fatto, quella passiva, è già una pratica consolidata, per questo noi diciamo la eutanasia legale, perché quella illegale c'è già. Ed anche a Treviso stanno arrivando richieste di informazioni proprio in questa direzione. Ci sono parecchie persone che chiedono informazioni sul percorso che si può fare per arrivare a una conclusione della vita dignitosa.